Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, ai titoli del nostro telegiornale. Un uomo di 60 anni si denuda davanti a una bimba di 5 anni e rischia il linciaggio dei residenti inferociti del quartiere Zen a Palermo, è stato denunciato. Scandalo della sanità a Messina, dalle carte dell'inchiesta emerge il ruolo dell'assessore alla salute Giovanna Volo. Non poteva non sapere che all'interno del policlinico prosperava di fatto una clinica privata ai danni degli utenti. Droga pagata con i soldi del reddito di cittadinanza. A Marsala i clienti lasciavano le carte di credito in una tabaccheria, oggi sequestrata. 4 le misure cautelari, 3 delle quali notificate in carcere. A giugno si voterà anche per le amministrative in 37 comuni siciliani, partiti divisi, alleanze a ranghi sciolti, Caltanissetta, Gela e Bagheria, le partite politicamente più significative. Le mamme scelgono di non vaccinarsi in gravidanza e aumentano i casi di pertosse nei piccoli pazienti. Al Canizzario di Catania un neonato di 15 giorni ha rischiato la vita, l'allarme dei medici. A Catania 15.000 famiglie in attesa di un alloggio popolare, ma non ci sono i soldi per riqualificare gli immobili esistenti a Librino, protesta del Sunia. Calcio a Catania, sale la febbre per la partita di ritorno contro l'Atalanta Under 23 al Massimino, prevendita a gonfie vele in B, Palermo carico per la prima sfida playoff. Domani al Barbera arriverà la Sampdoria. Ancora buongiorno, folla inferocita allo Zen di Palermo. Un uomo sulla sessantina ha rischiato il linciaggio per aver tentato di molestare una bambina. Avrebbe mostrato le sue parti intime appunto a una piccola di 5 anni. Residenti del quartiere inferociti, l'uomo è stato denunciato. Feriti 4 poliziotti. Guardiamo le immagini. Avrebbe mostrato le sue parti intime ad una bambina di 5 anni. Il teatro di questo gesto raccapricciante è il quartiere Zen a Palermo. Protagonista un uomo di 60 anni. L'episodio è stato notato però da alcuni passanti che immediatamente sono intervenuti e, come si vede dalle immagini, si sono verificate scene da guerriglia in via Gesia di Siracusa, nel cuore proprio dello Zen. Mazze, spranghe, urla e ferocia, così gli abitanti dello Zen hanno inseguito l'uomo che ha trovato rifugio in un appartamento. Sono dovuti intervenire carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa per evitare che l'uomo venisse linciato. Durante i tafferugli un agente è rimasto ferito e qualcuno ha anche distrutto l'auto. Anche la figlia del presunto molestatore si sarebbe schierata con la folla inferocita. Già ieri pomeriggio gli investigatori del commissariato San Lorenzo e della squadra mobile hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare l'attendibilità delle segnalazioni ricevute. L'autore di questa molestia è stato denunciato, gli agenti adesso stanno cercando di ricostruire quanto è successo e di rintracciare la bambina, e i genitori. Saranno sentiti anche i parenti dell'uomo che lavorava in una macelleria della zona. Dalle prime pagine cambiamo argomento, ci occupiamo dello scandalo sanità, dell'inchiesta appunto che ha coinvolto il centro Nemo Sud. Emerge come l'assessore alla salute, l'assessore regionale alla salute Giovanna Volo, non poteva non conoscere la situazione che stava avvenendo appunto a Messina, ma anche le utilità che avrebbe ricevuto il direttore clinico. Lunedì prossimo i primi interrogatori, servizio di Francesco Triolo. Il centro Nemo Sud drenava risorse regionali, lo faceva per fornire prestazioni sanitarie che avrebbero potuto essere attivate dai normali reparti dell'ospedale universitario, che invece faceva da schermo perché Nemo non era nemmeno accreditato alla regione, e l'assessore regionale alla salute Giovanna Volo non poteva non sapere, perché nelle 127 pagine dell'ordinanza firmata dal CIP Claudia Misale viene evidenziato come da direttrice sanitaria firmò decine di atti che contribuirono a far prosperare una sorta di clinica privata all'interno di un ospedale pubblico a spese dei contribuenti. L'altra figura con un ruolo di spicco individuata dai magistrati è quella del professore Giuseppe Vita, direttore del centro clinico, che è accusato di corruzione per atti contrari ai suoi doveri d'ufficio.
Proprio Vita avrebbe contribuito all'erogazione delle prestazioni classificate con il codice 75, quello della neuroriabilitazione, nonostante tale tipologia di prestazioni non fosse stata assegnata al Policlinico di Messina dal sistema sanitario regionale. In cambio ha ricevuto l'assunzione del figlio, anche lui neurologo, e della nuora come responsabile della comunicazione all'interno della stessa struttura di Nemosud, diventata ad un certo punto il fronte di scontro tra lo stesso Vita padre e gli amministratori nazionali della Fondazione Aurora che gestiva il centro Nemo. Il GIP Claudia Misala ha fissato per il 20 maggio prossimo gli interrogatori di 5 dei 9 indagati dell'inchiesta. Non è prevista l'audizione dell'assessore Volo, che sarà sentita nei giorni successivi. Adesso torniamo a Scicli perché resta ancora un mistero ciò che è successo nella casa di Via Manenti nel centro del paese, dove è stato ritrovato il cadavere di Giuseppe Ottaviano, un uomo di 40 anni. La svolta potrebbe essere vicina, si aspetta l'esito dei rilievi dei carabinieri del RIS che continuano a lavorare nell'appartamento, così come dell'autopsia che sarà eseguita oggi pomeriggio dal medico legale Giuseppe Algeri sul cadavere che si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Modica. I carabinieri continuano intanto le indagini, in caserma vengono ascoltati amici e parenti dell'uomo e sono stati passati al setaccio i dati del cellulare della vittima. Continua anche l'inchiesta sulla strage a Casteldaccia, strage sul lavoro. Sono 2 i filoni d'inchiesta seguiti dalla Procura di Termini Imerese, ma presto potrebbe anche aggiungersi un terzo aspetto in questa vicenda. Ci racconta tutto Manlio Viola. Cala il silenzio sull'inchiesta della Procura di Termini Imerese relativa alla strage sul lavoro di Casteldaccia, costata la vita a 5 operai che stavano eseguendo opere per liberare un impianto di sollevamento della rete fognaria della provincia di Palermo ostruito. Dopo le autopsie sono 3 gli iscritti nel registro degli indagati. Si tratta dei titolari delle imprese Tech e Quadrifoglio Group, rispettivamente appaltatore e subappaltatore dei lavori commissionati dall'AMAP, l'azienda Acquedotto di Palermo, e del direttore degli stessi lavori, funzionario dell'Acquedotto. La Procura di Termini Imerese ha acquisito nella sede palermitana di AMAP tutti i documenti sull'appalto assegnato a Tech, nella sede della Tech i documenti sul subappalto alla Quadrifoglio Group e in quest'ultima azienda la documentazione di incarico. C'è poi un secondo filone di inchiesta che riguarda invece l'applicazione delle norme di sicurezza. Assodato che gli operai non sarebbero dovuti scendere nell'impianto, bisogna verificare se comunque le dotazioni necessarie dovessero essere a disposizione. Da verificare anche la possibilità di un terzo filone, ovvero quanto abbia inciso i lavori rifacimento del manto stradale appaltati da ANAS, durante i quali sono stati coperti i tombini di accesso alla fognatura. Intanto è fuori pericolo Domenico Viola, il 6° operaio coinvolto. Si tratta quasi di un miracolo. È l'ultimo ad essere sceso nell'impianto, il primo a essere stato recuperato dai vigili del fuoco. Per questo la quantità di idrogeno solforato respirata è stata inferiore agli altri, un dettaglio che ha permesso ai medici di salvargli la vita, anche se per lui si annuncia una lunga degenza. La Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni di reclusione per la romena Dana Chita, 26 anni, riconosciuta colpevole di aver ucciso l'89enne Michelangelo Marchese nella notte fra l'11 e il 12 luglio del 2020. In appello era stata confermata la sentenza di primo grado. L'omicidio avvenne nell'abitazione del pensionato, da dove sarebbero stati portati via i pochi risparmi e l'auto che l'uomo teneva posteggiata per strada. La donna era stata assunta dall'anziano come badante, fu fermata a distanza di alcuni mesi dall'omicidio. A Marsala adesso, droga pagata con i soldi del reddito di cittadinanza. I clienti lasciavano le carte di credito in una tabaccheria che oggi è stata sequestrata, 4 le misure cautelari, 3 delle quali notificate in carcere. Laura Spanò. 4 misure cautelari, di cui 3 in carcere e una rivendita di tabacchi nel quartiere Amabilina sotto sequestro. Il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Marsala coordinata dalla procura, avviata all'indomani del blitz antidroga che nel febbraio 2023 smantellò la storica piazza di spaccio nel quartiere Sappusi, operazione che portò in carcere 11 dei 14 indagati. Misura cautelare in carcere ora nei confronti di Alessia Ingeleri, del compagno Andrea Nizza, e per Alessio Christopher Pantaleo, accusati di spaccio di stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e
estorsione e indebito utilizzo di carte del reddito di cittadinanza. La rivendita di tabacchi di Amabilina viene descritta dagli inquirenti come un bancomat per i push della zona. I carabinieri hanno ricostruito il metodo usato da alcuni indagati per ottenere il pagamento della droga, cocaina, crack ed eroina. I consumatori, spesso in difficoltà economiche, avrebbero acquistato stupefacente a credito lasciando le loro carte del reddito di cittadinanza con relativo PIN e nella tabaccheria venivano poi effettuati prelievi illegali delle somme caricate sulle carte con una percentuale del 10% lasciata al titolare della rivendita, un 32enne. Per lui obbligo di presentazione all'APG. Adesso apriamo la pagina della politica, giochi fatti per le candidature, non solo in vista delle elezioni europee, ma anche delle elezioni amministrative che si terranno in contemporanea a giugno. Si vota anche in 37 comuni siciliani, 8 dei quali di dimensioni maggiori di 15.000 abitanti e un capoluogo di provincia. Non reggono le coalizioni a livello locale e le alleanze civiche, ovviamente, in quasi tutti i comuni al voto la fanno da padrone. Il servizio di Manlio Viola. Non solo le elezioni europee, l'8 e il 9 giugno alle urne saranno chiamati anche 37 comuni siciliani. Fra questi 8 sono quelli di maggiori dimensioni, ma soltanto uno ha un capoluogo di provincia, Caltanissetta. Chiuse le liste e consegnate le candidature, quello che emerge è una profonda spaccatura nelle coalizioni, soprattutto a sinistra. Soltanto 2 su 8 i grandi centri in cui PD e Movimento 5 Stelle si presenteranno insieme. I 5 Stelle hanno stretto alleanze in più comuni con la lista Sud Chiama Nord di Cateno De Luca che non con quella dei Dem. Il centrodestra si presenta unito quasi ovunque, malgrado sia costretto a registrare spaccature nei 2 più grandi centri del palermitano al voto, Monreale e Bagheria, con liste civiche che la fanno da padrone. L'unico capoluogo di provincia interessato da questa tornata elettorale, come detto, è Caltanissetta. Tra i comuni maggiori dimensioni ci sono Gela, sempre nel Nistenno, ma poi anche Mazzara del Vallo nel Trapanese e per la provincia di Palermo, Bagheria e Monreale. Nel Catanese l'unico dei 4 comuni coinvolti che andrà alle urne con il sistema proporzionale è Aci Castello. I 10 comuni del Messinese coinvolti nella tornata elettorale sono tutti al di sotto dei 15.000 abitanti. In provincia di Palermo si voterà per il rinnovo di 9 amministrazioni, oltre ai maggiori, come detto, Bagheria e Monreale. Da segnalare ci sono Cinisi e San Mauro Castelverde, attualmente amministrati da commissari straordinari. Nel siracusano si voterà solo a Pachino, attualmente commissariato con il sistema proporzionale. In provincia di Trapani, i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, come detto, soltanto Castelvetrano e Mazzara del Vallo. Adesso ci occupiamo dei casi di pertosse in tenera età che sono in aumento, una malattia rischiosa nei neonati che si può evitare con la vaccinazione. Al Cannizzaro di Catania, pensate, un neonato di 15 giorni ha rischiato la vita. Ci racconta tutto Adelaide Barbagallo. È stato dimesso in buona salute, ma ha rischiato la vita un neonato di 15 giorni ricoverato nell'unità di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Cannizzaro di Catania per aver contratto la pertosse, una malattia particolarmente grave che nei neonati può determinare anche danni cerebrali permanenti. I casi, spiega il dottor Pietro D'Amico, sono in aumento. In Europa abbiamo i dati europei, parlano di 23.000 casi nell'anno 2023 registrati e ben più di 30.000 casi nei primi 4 mesi di quest'anno. Il dottor D'Amico caldeggia la vaccinazione. 60 giorni di vita è l'epoca giusta per sottoporre il bambino alla prima vaccinazione. Non ci sono controindicazioni gravi alle vaccinazioni. Una mamma che si vaccina mentre sta aspettando il bambino protegge il nascituro? Assolutamente sì, a partire dalla 27ª settimana di gravidanza, perché il titolo anticorpale materno che viene stimolato dalla vaccinazione riesce a proteggere il bambino proprio nei primi giorni di vita, che è il periodo finestra in cui comunque il bambino, il neonato, non può essere vaccinato. Il ricovero di un neonato in terapia intensiva mette sotto stress l'intero reparto, in quanto il piccolo deve essere messo in isolamento per evitare di contagiare altri bimbi. L'ASP e l'Ordine dei Medici sono stati informati del caso di pertosse al Cannizzaro affinché possano sensibilizzare i genitori alla vaccinazione dei loro bimbi. E restiamo sempre in qualche modo in tema di sanità e di piccoli pazienti, perché in Sicilia possono coesistere in modo permanente 2 centri di cardiochirurgia pediatrica, come avviene già in Veneto, dove la popolazione residente è analoga. Con tale motivazione la regione siciliana ha inviato richiesta di deroga al decreto Balduzzi al Ministero della Salute, così resterebbe in funzione il reparto attivo da oltre 10 anni all'ospedale San Vincenzo di Taormina, accanto alla nuova struttura del Civico di Palermo. L'amministrazione regionale dunque ritiene imprescindibile mantenere la funzionalità di entrambe le strutture di eccellenza con procedure di evidenza pubblica.
Tra social, recensioni e food blogger cambia anche il modo di comunicare la ristorazione. A Catania un focus di FIPE Confcommercio su luci e ombre dei nuovi canali comunicativi. È andata per noi Emanuela Corsi. Anche nel campo della ristorazione cambia il modo di comunicare. Da un lato il mondo dei social diventa uno strumento per promuovere la propria attività, dall'altro però può rivelarsi un'arma a doppio taglio, soprattutto per le recensioni negative o fake che possono danneggiare i ristoratori. Il tema è stato al centro del convegno organizzato a Catania da FIPE Confcommercio Etnea. Sono anni che nel mondo della ristorazione si cerca di trovare un metodo per verificare le recensioni, basterebbe un codice QR nello scontrino o semplicemente una recensione per tavolo con un codice QR. Nel caso in cui il ristoratore riceve una critica, cosa fa? Ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi non risponde, c'è chi riesce a gestirle. Gestirle è sempre la soluzione migliore, spesso girandole a proprio favore, rispondendo anche in un modo simpatico, educato, galante, dicendo guardi, l'aspetto, ci vediamo la prossima volta e davanti a un caffè ne parliamo insieme. Non solo recensioni, ma anche il fenomeno del no-show, cioè quando il cliente senza preavviso non si presenta dopo aver prenotato un determinato servizio. Ci sono dei portali dove tu mandi un form, loro te lo compilano, te lo firmano e se non si presentano ovviamente il ristoratore è autorizzato a prelevare una somma. Per promuovere la propria attività poi c'è chi si affida ai food blogger, che oggi sono una figura professionale sempre più richiesta e apprezzata anche dai clienti. Cerco di portare sempre la maggior genuinità possibile nei miei contenuti, quindi nessun contenuto forzato, ma solo consiglio ciò in cui credo davvero. Il cibo non è soltanto social, ma anche solidarietà. Sabato si terrà infatti la seconda edizione della Giornata della Ristorazione, organizzata dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, per sostenere e avviare mense di comunità della Caritas diocesana su tutto il territorio nazionale. Nei locali che aderiscono all'iniziativa si troverà un cavaliere dove ci sarà un QR code e lì, digitando col telefonino, aprendo l'applicazione, si riuscirà a fare una piccola donazione che verrà data sempre a chi ne ha di bisogno tramite la Caritas. Un'iniziativa per fornire ristoro e un aiuto a chi vive in condizioni di fragilità. Duro colpo è stato inferto alla pesca di frodo nelle acque dello stretto perché le Fiamme Gialle di Messina hanno fermato 3 pescherecci, scoperti anche 2 lavoratori irregolari. Il pescato ancora vivo, rigettato in mare a beneficio dell'ecosistema marino. Elevate sanzioni per 80.000 euro. Adesso parliamo di casa, di emergenza casa a Catania. È intervenuto il Sunia che denuncia i fondi che mancano per riqualificare le 2 torri di Librino. In città circa 15.000 famiglie sono senza abitazione. Servizio. Quartiere Librino a Catania. Le 2 torri in Viale Biagio Pecorino, Viale San Teodoro avrebbero dovuto già essere riqualificate e ristrutturate con i fondi del PON Metro 2014-2020, dando la possibilità a tante famiglie di trovare casa. Invece il tempo è andato avanti senza soluzioni. Erano stati stanziati 12 milioni di euro per la riqualificazione, ma con i rincari dovuti al trascorrere degli anni, per arrivare all'obiettivo mancano circa 4 milioni di euro. In particolare è la seconda torre a rischiare di essere ancora una volta lasciata al suo destino da comune e gli ACP. Lo affermano in una nota le segreterie siciliana e di Catania del Sunia. Dopo un continuo spostamento di somme da un fondo all'altro, a tutt'oggi non è chiaro come e se i lavori partiranno davvero. L'accordo tra i 2 enti, Comune e Istituto Autonomo Case Popolari, prevede che i lavori di riqualificazione riguardino per ora uno solo dei 2 stabili. A Catania l'emergenza abitativa grave interessa almeno 15.000 famiglie. La speranza per il futuro risiede anche nei nuovi fondi europei Next Generation. Abbiamo a disposizione per volontà dell'Europa 1.400 milioni di euro per la rigenerazione e la riqualificazione anche energetica dei palazzi di edilizia popolare. Il governo nazionale ancora non ha deciso come utilizzarli. Come al solito resta il condizionale, quando invece, dicono dal Sunia, servono soluzioni. A 6 mesi di distanza dalla raccolta delle firme per la petizione popolare promossa dal Sunia nazionale, per la quale il Sunia di Catania ha raccolto circa 3.000 firme, siamo tornati qui stamattina perché purtroppo nulla è cambiato. Adesso parliamo dell'opera dei pupi a scuola con la compagnia dei Fratelli Napoli. Oggi ad applaudirli gli studenti del liceo Galileo Galilei di Catania. Il servizio.
L'amore e la follia di Orlando per Angelica, conosciuta attraverso i libri di scuola, arriva sul palcoscenico con l'opera dei pupi dei fratelli Napoli che rompe al liceo Galileo Galilei di Catania. Nell'aula magna studenti attentissimi seguono le scene e applaudono con convinzione alla bravura della compagnia impegnata da oltre un secolo a tramandare questa antichissima e sempre affascinante forma di teatro. È molto appassionante perché è lui che si innamora e impazzisce. Secondo me è un'esperienza che comunque ognuno dovrebbe fare almeno una volta nella vita, perché si capisce tanto, si capisce anche quanto impegno c'è dietro uno spettacolo del genere, per la realizzazione dei pupi, per la messa in scena anche a livello dello spettacolo. Una storia di amore, tradimenti e di coraggio con Astolfo che a cavallo dell'ippogrifo si reca sulla Luna per recuperare il senno perduto dal cugino Orlando. Cosa stai apprezzando di questo spettacolo? A me comunque l'enfasi che metto nella recitazione che rende la scena molto vera. No, io non avevo mai visto dello spettacolo dei pupi, consiglio di guardarli. La marionettistica dei fratelli Napoli rappresenta la più significativa realtà del tradizionale teatro dei pupi di stile catanese. Fondata a Catania nel 1921 da Gaetano Napoli, è giunta alla sua quarta generazione. Tutti i componenti della famiglia prendono parte alla messa in scena degli spettacoli, ciascuno secondo il ruolo che gli è più congeniale fra quelli tipici dell'opera catanese. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, ritorneremo subito dopo per parlare di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, prevendita, boom in vista del ritorno dei play-off fra Catania e Atalanta Under 20, tanto entusiasmo in città, l'allenatore Zeoli potrebbe optare per la conferma dell'11 che ha cominciato la gara a Caravaggio. Marco Calti. Ritmi serrati come ovvio che sia per un playoff e tanto entusiasmo come è naturale che sia a Catania. Da un lato c'è la squadra che lavora per prepararsi al match di ritorno contro l'Atalanta Under 23 dopo il successo dell'andata firmato Buà. Dall'altro ci sono i tifosi che promettono di riempire il Massimino e di renderlo una bolgia. L'affetto di chi freme per i colori rossazzurri è stato chiaro anche a Caravaggio, divieto per chi vive in Sicilia ma settore riempito da chi, residente al nord, non vedeva l'ora di seguire il Catania. L'effetto è che anche in trasferta sembrava di giocare in casa, figurarsi cosa sarà sabato invece con il calore dei 20.000. Avviata la vendita libera, mentre venerdì mattina scade il termine per la prelazione degli abbonati, ma la prevendita va a gonfie vele, c'era da immaginarselo. Tutto bene anche in seno alla squadra. Per sabato si confida di avere a disposizione Monaco per la difesa, gara di sacrificio e di accortezza, la sua come quella dell'intero reparto arretrato, col supporto di un grande Welbeck in mediana. È un'altra modalità, per me è una modalità dove sanno che adesso c'è poco tempo per recuperare eventuali defaillance a livello di risultato e dunque stanno tutti sul pezzo. Celli di Carmine, Castellini e Teio ammoniti all'andata, ma Zeoli non dovrebbe stravolgere l'assetto e gli interpreti sulla base delle ammonizioni. La sensazione è che non ci sarà turnover se tutti i protagonisti iniziali staranno bene. Lo ha detto il primo tempo di Bergamo e tutto sommato anche il secondo, in cui Teio ha fatto il suo nei minuti a disposizione. A partita in corso potrebbe succedere anche al Massimino. E adesso parliamo anche del Palermo, vigilia di play-off per i rosanero che domani alle 20:30 in un Barbera tutto esaurito sfideranno la Sampdoria. Biglietti andati a ruba per un sogno chiamato Serie A. Marco Ulla. Il Palermo si prepara a una delle giornate più importanti degli ultimi anni, spinto dal pubblico caldissimo del Barbera, che ancora una volta ha risposto presente. Vigilia del match contro la Sampdoria, valevole per il primo turno playoff, e già record di spettatori. Domani al Barbera si registrerà il tutto esaurito, tifosi rosanero che sognano la promozione in Serie A. Il Palermo domani, per staccare il biglietto per le semifinali, potrebbe anche pareggiare, ma solo dopo i tempi supplementari. Sotto certi aspetti un altro campionato, perché come se si riazzerasse un po' tutto, è come se giocassero partite che hanno un valore completamente diverso da quello del campionato, perché il campionato sono 38 partite, queste sono, per quella di domani sera, una partita secca nella quale o stai dentro o stai fuori, quindi per quello che riguarda il mio passato è
per forza alle spalle, bisogna guardare il presente e quindi è una sensazione bella di giocarci una partita importante. Mignani, dopo l'esperimento con Sud Tirol, dovrebbe tornare al 3-5-2 schierato per gran parte della sua esperienza al Palermo. Il tecnico recupera pedine importanti, l'infermeria si è svuotata. In attacco, accanto all'intoccabile Brunori, dovrebbe essere riproposto Soleri, anche se Mancuso conserva delle chance di giocare. In difesa out Del Ciauro per squalifica, torna Ceccaroni. Da Genova oltre 2000 tifosi blu cerchiati, la Samp deve solo vincere per passare il turno. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.